A me piace essere pratico. Abbiamo i mondiali del 2021 di Cortina che ad oggi hanno bisogno di tutto il sostegno da parte del Veneto e purtroppo la Regione Veneto ad oggi è la grande assente di questa partita importantissima che, ripeto, sono i mondiali, porteranno Cortina e il Veneto alla ribalta mondiale. Fatto questo potremo pensare a cosa viene dopo. Pensiamo prima ai mondiali 2021 e poi a tutto il resto. Pragmatico il consigliere pentastellato Jacopo Berti, che probabilmente vorrebbe vedere medesimo entusiasmo per una partita che Cortina ha già portato a casa, non senza anni di sofferenze e patemi d'animo, perché per Cortina 2021 c'è ancora tanto da fare, pure se il cronoprogramma dei lavori sta rispettando le tappe previste e i tempi di realizzazione che si annunciano da record. Ma pur se la candidatura ad ospitare le Olimpiadi 2026 è occasione ghiotta e il Veneto vuol giocare la partita fino in fondo, Berti frena. Purtroppo c'è sempre la volontà di buttare la palla più lontano e raccontare dei progetti che ci saranno. Io intanto voglio far funzionare quello che c'è. Poi un giorno è Cortina, un giorno è Milano, un giorno è Milano e Cortina assieme, un giorno è Cortina assieme con il Trentino Alto Adige. A me basterebbe si chiarissero le idee e dicessero chiaramente cosa vogliono fare. Io voglio intanto che nel 2021 Cortina e il Veneto abbia i migliori mondiali della storia. E così crediamo saranno. Intanto domani la regina sarà col fiato sospeso, il giorno più lungo, quello in cui il CONI dovrà finalmente decidere chi, fra Cortina, Milano e Torino, sarà la candidata ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026. Una sola sede, una candidatura in tandem o forse a tre al motto dei Giochi per l'Italia per non scontentare nessuno, come rumors dai corridoi romani darebbero quasi certe. Inutile girarci attorno, sarebbe una scelta suicida, perché il regolamento del CIO vieta le pluricandidature e allora bisognerebbe ripartire da zero. Chissà che la notte porti consiglio.